Ti vedo pensieroso. Non so se stiamo festeggiando il mio compleanno o siamo ad un funerale. Stavo pensando al mio paese. Il paese! Ma non riesci proprio a dimenticarlo? Ma ci pensi che se non fosse stato per me, ci saresti tornato sì al tuo paese, ma per prendere la zappa in mano? Emilia! Sì, Emilia. Sarebbe ora di guardare in faccia la realtà. Ti sto facendo una testa così. La professione non ti va bene. Perché non mettiamo su una boutique? E tu invece niente. Sei proprio nato con la fissazione di fare l'avvocato. Così come gli stonati con il pallino di fare i cantanti. Ma insomma! Sì, lasciamelo dire una volta per tutte. E poi vengono fuori le aspirazioni, i ricordi del paese, il desiderio paterno. Sembra che tu abbia fatto l'avvocato solo per desiderio paterno, perché a tuo padre faceva piacere farti fare l'avvocato. Ma lo sai al tuo paese che non te ne va bene una? E che questo, tradotto in altri campi, vuol dire fallimento bello e buono. Ma allora io sono un fallito. Sì, è che io mi sono scocciata di fare sacrifici per una strada senza via di uscita. Perciò ti dico basta. Basta, basta! Mio caro, carissima, auguri, cara mia. No, Tanti auguri. che gran piacere. Ragazzi, lasciate ti dica una cosa. Vi ringrazio di essere venuti, ma cosa facciamo così? Bisogna divertirci. Certo, Vediamo un balliamo. pezzo di musica. Dai, balliamo. Ma non ti può entrare! Ma passà! Ma non ti può! Facitemi passà! Ma non ti può! Facitemi passà! Facitemi passà! Felicissima sera a tutti questi signori androvatati, a che sta comitiva così all'era, uomini chic e femmine pittate, che sta una festa e ballo, tutti che fracchi sciassa sti signori, e io che sono scesa con sciara a balla, senza cercare per me s'abballi. Chi siete? Ci sono, e come morte, a ce la porta, e sotto